Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, principali titoli del pomeriggio. Continua la fortissima tensione nel governo regionale dopo che la Giunta ieri ha dato l'ok alle nomine dei manager della sanità senza la presenza degli esponenti di Fratelli d'Italia. Una parte dei meloniani starebbe adesso valutando di lasciare la Giunta o addirittura di passare all'opposizione. È stato condannato a 12 anni di carcere per mafia Giuseppe Costa, quest'ultimo il fratello di Rosaria, la vedova dell'agente Vito Schifani, vittima della strage di Capaci in cui perse la vita Giovanni Falcone. È stato un gennaio da record per l'aeroporto di Palermo, si è registrato infatti un aumento del 6,75% dei passeggeri e dell'11,88% di voli rispetto allo stesso periodo del 2023, miglior dato di sempre per lo scalo. Adesso il calcio, il ritorno della semifinale di Coppa Italia fra Rimini e Catania, in programma il prossimo 28 febbraio al Massimino alle 20:30, sarà visibile in chiaro su Rai Sport. Rossazzurri che preparano nel frattempo la sfida col Foggia di domani e salutano Bocic, Popovic e Ladinetti ceduti in prestito. Chiudiamo con il meteo, la giornata di domani sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato su gran parte del territorio regionale, si attendono alcuni annuvolamenti non significativi nel corso del pomeriggio, temperature che rimarranno stabili. Ed è tutto per questa edizione, tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it, grazie per averci seguito e arrivederci.